Migrazione. La Sicilia affronta oggi con una straordinaria generosità dei suoi cittadini uno dei più grandi drammi che in questo momento ci sono nel nostro pianeta, il più grande fenomeno di migrazione di massa che ci sia mai stata nella storia dell'uomo. Oggi questa responsabilità è affidata alla generosità del governo italiano con l'operazione Mare Nostrum e alla generosità e alla pazienza dei siciliani che pagano un prezzo salato per accogliere con quella caratteristica di grande umanità di cui sono capaci queste migliaia e migliaia di persone. Oggi chiediamo con forza che sia l'Europa a farsi carico di questo dramma e anche la NATO, che non è soltanto un'organizzazione militare, ma è un'organizzazione anche sociale, deve in qualche modo intervenire. Io immagino e sogno che a salvare quelle migliaia di persone che oggi abbiamo salvato noi concorrono forze di molti paesi democratici. L'Unione Europea